Amici bellini, allora io sono molto emozionato. Oggi è la giornata in cui è uscita un'intervista a Dries Mertens per il Corriere dello Sport, e quindi io non posso farvi un regalo più grande di questo intervistando chi ha intervistato Mertens. È il momento più vicino possibile per noi. Vi chiedo un po' di pazienza, perché nella fretta di fare, vedete, io sono uscito dalla doccia, corre il fuso orario, così potrebbe il video andare leggermente a scatti, perché stavamo veramente cercando di fare il possibile tecnicamente, ma l'audio si sente bene, quindi magari voi chiudete gli occhi, a me mi conoscete, ad Antonio lo conoscete, e godetevi le parole una per una, e poi ci vediamo a fine video. Buon ascolto. È un marketing pazzesco. Rumore incredibile. Rumore. Amici bellini, guardate al mio fianco, vi porto quanto di più vicino c'è in questo momento a un'intervista a Mertens, proprio perché non c'è un collegamento più vicino di questo e più closer di questo. Grazie mille Antonio Giordano. Grazie a te Valerio, grazie di cuore veramente. Antonio, io ti ho mandato subito un messaggio, perché come saprai io soffro di fusi orari, e al mattino presto Napoli era già sveglia e già leggeva la tua intervista a Dries Mertens, e quindi il mio cellulare ha cominciato a squillare, e tutti gli amici bellini che mi dicevano leggi qua, mi è scesa una lacrima, mi sono emozionato, e quindi io subito ti ho dovuto contattare, primo per ringraziarti e adesso per chiederti un'ulteriore conferma di quello che le tue parole già comunicano. Che persona è Mertens prima del calciatore? Ma intanto grazie, perché se questo mestiere ha un senso, e per me ce l'ha sempre e da tanto tempo, ne ha uno ancora maggiore nel momento in cui ti rendi conto che è passato un messaggio che non era il mio, era quello di Mertens, ma che sono riuscito a trasmettere nel modo giusto, più appropriato, più vero, più autentico. E che tipo è? Te lo dicevo prima, per me è uno senza sovrastrutture, uno che sa parlare bene, sa andare dritto al cuore della gente, ma ci va con sincerità, non ci va con ruffianeria, cioè non ha interesse di lambire i sentimenti, di sfiorarli. È uno che dalla vita di calciatore ha ottenuto quello che voleva, con umiltà lui dice di non essere un fenomeno, ma secondo me lui è alle soglie di quella che è la gerarchia poi che ti elegge al giocatore più elevato. Aggiungendo altro, è uno che vive di calcio molto romantico. Credo si sia afferrato leggendo quello che pensa in questo momento e che riguarda Napoli, senza voler così scendere in dettagli che possono sembrare paragoni. Se hai 35 anni è giusto che in questo momento la tua scelta di vita sia diversa eventualmente da quando ne potevi avere qualcuno in meno, e sia uguale a quella che hai fatto 9 anni fa, cioè infilarti in una dimensione che ti renda seriamente felice per quello che tu voglia essere. E in questo momento, ma anche 9 anni fa, lui ha voluto essere felice, prima andando a scoprire cosa fosse Napoli e dopo averla scoperta tenendosela. Questo... punto di vista emozionale, poche volte mi è capitato di imbattermi in un uomo così seriamente e anche profondamente innamorato del luogo in cui vive, della sua stessa vita, della sua compagna di vita, di questa condivisione dello spazio, del tempo, che onestamente appartiene quasi all'indimenticabile, perché lo diciamo per chi non conosce Napoli: se abiti a via Posillipo e soprattutto a Palazzo Donn'Anna, svegliarti tutte le mattine è un patto con il Padre Eterno. Quale vuol dire grazie. Però lui se l'è cercata, se l'è voluta e ora se la sta godendo. Spero se la possa godere ancora più a lungo dei 9 anni che fin qua il destino calcistico gli ha riservato. E se l'è anche meritata poi sul campo con quello che ha fatto. Oltre che sul campo,
Tu mi parli ovviamente della città che lo ha abbracciato, praticamente dandogli un nuovo battesimo a tutti gli effetti. E io ho avuto sempre un doppio feeling su questa cosa. Volevo sempre rispettare anche la sua patria, che è il Belgio. Ho sempre voluto chiamarlo Driss e non troppo Ciro, per la paura di asfissiarlo, che nella storia insomma dei giocatori passati a Napoli è successo purtroppo, di vedere giocatori che sono stati mangiati dal troppo affetto. Driss invece ha subito capito come gestire probabilmente anche la città, e questo mi pare che sia in grado di trasferirlo anche ai suoi compagni. È uno dei pochi che sa come dare un consiglio al compagno di squadra. Ti faccio questa domanda: ieri lui ha portato in giro Tuanzebe, quindi quello che vorrei che tu riportassi a De Laurentiis la prossima volta che lo vedi: tu hai un dirigente non pagato in questo momento che sta facendo un lavoro che va oltre quello del campo. Non so come la vedi. Sì, è l'uomo che diventa speciale, perché come hai detto tu non è facile vivere Napoli, che a volte è soffocante, e viverla come l'ha vissuta lui, praticamente da idolo immediato, perché quella espressione un po' scugnizza e precedente ai 90 gol, no aspetta, sbaglio il conto, sono 143, quindi sono 105 gol da centravanti, perché lui, se non sbaglio, ne ha fatti 38 giocando da esterno. Tu hai scelto bene l'immagine di Tuanzebe, io ne scelgo ancora un'altra che mi ha colpito, perché lunedì sera a Bologna, quando entra Osimhen e lui esce, tu lo vedi che si avvicina ad Osimhen con un sorriso talmente sincero che ti viene voglia di abbracciarlo. Cioè il fratello maggiore che va incontro all'ultimo della grande nidiata, o uno degli ultimi, visto che c'ha solo 23 anni, e lo accoglie e gli lascia, come dire, come eredità di quella mezz'ora di partita, il senso pieno della sua allegria, il senso pieno della sua soddisfazione nel vederlo tornare in campo, per poter essere Osimhen, e le belle parole che ha dedicato a Osimhen stamattina, ma anche a Di Lorenzo, perché le ha dedicate anche ad altri, ma su questi due si è soffermato. Osimhen e Di Lorenzo appartengono, come dire, ad una genia diversa come calciatori, anche come uomini, ma soprattutto come giocatori. Uno è un presunto probabile fenomeno, l'altro è un gran bel giocatore che vive d'umiltà, senza le luci della ribalta, le attenzioni dei giornali, delle televisioni. Quelle non vengono riservate agli esterni laterali, almeno che tu non sia Maldini, no? O Marcelo. E lui è lì sempre, come dicevi tu, con quella carezza che ti induce a seguirlo. Io credo che quando usiamo delle parole, ce n'è una in particolare, leader, non sempre lo facciamo a proposito. E per essere leader bisogna avere le caratteristiche che ha Mertens. Io non so che effetto avrà questa intervista, non ho la presunzione di pensare che ne abbia uno in particolare, se non quello di raccontare l'uomo nella sua purezza e nel suo romantico sentimento. Però se fossi presidente di una società di calcio, nel momento in cui la leggo, prendo una penna e mi memorizzo dei passaggi, e quando vado a discutere eventualmente di contratto glieli faccio notare e gli dico: sai, mi sei piaciuto anche per questo. Non voglio assolutamente prendermi meriti, non sono mie, l'intervista l'ha fatta Mertens, io ho soltanto riportato, credetemi, ed è stata facilissima farla. Però se le parole valgono e hanno un peso, io da manager ne tengo presente questo e dico a Mertens: ascolta, a parte il fatto che ti faccio subito il contratto per tuo figlio, perché se nasce come te stiamo a posto per 40 anni, 30 va, ti faccio anche il contratto da dirigente, poi vediamo che effetto avrà sulla gente e che tipo di messaggio lascia nel calcio e nella gente del calcio. È veramente è una riflessione che secondo me dovrà scattare al di là di quelle che sono le logiche economiche del calcio che stiamo vivendo. Sicuramente
Ma io credo che facendosi due conti, facendo un contratto a Mertens, qualunque esso sia, si risparmiano soldi. Sono soldi che risparmi perché non devi mettere un altro dirigente, non devi comprare un attaccante di scorta, non devi avere uno che spiega, perché il Napoli resta orfano. Questo lungi da me fare dei paragoni adesso col discorso di Insigne, perché sono due storie completamente diverse. Non c'entra niente. E chi pensa che Mertens abbia voluto lanciare un messaggio a Insigne non ha capito niente. È una chiacchierata in libertà assoluta. Esatto. La stiamo facendo io e te, nella quale vengono fuori dei passaggi, non sono passaggi che tendono ad allusioni, ma poi sono diverse le storie, sono diversi i momenti, sono diverse anche, come dire, le possibilità concrete di dover vivere un calcio e una vita, un momento diverso. Io, se vuoi saperla, al posto di Insigne avrei fatto la stessa cosa. Cioè, se siamo dinanzi ad un'offerta talmente straordinaria che sei obbligato ad accettarla, sei obbligato ad accettarla, a non pensarci, a soffrire, perché è vero, poi tutti quanti dicono vabbè, bella sofferenza. Sì, però ti allontani da qualcosa, no? Che è stato il tuo mondo e che è stata la tua vita per un periodo. Però poi prendi la parte giusta, sana. Io se torno indietro faccio come te, Vale, vengo a vivere un attimo a New York, voglio parlare l'inglese, l'americano, voglio aprirmi, voglio conoscermi, non ho più l'età per farlo, quindi. Però insegna due bambini. Esattamente, fai bene a sottolineare questo passaggio, perché questa è una delle cose che ho detto. Io sposo la scelta dell'uomo che è ancora giovane, che quindi ha un margine di crescita personale e sta aprendo un mondo alla sua famiglia che un domani dovranno ringraziarlo, perché io, per quanto parlo, lo porto sul mio personale, ovviamente mi manca Napoli, mi manca la mia città, la mia famiglia, ma ringrazio tutti i giorni la scelta che ho fatto, perché so quanto questo mi ha portato a crescere e porterà a crescere Insigne inevitabilmente. Sono contento, sono convinto anch'io di questo. Sono convinto che è riduttivo di metterla esclusivamente soltanto sul profilo economico, perché ci sarà sempre qualcuno che ti aggiungerà sì vabbè, ma fare poi il figlio di Insigne è facile, come se insomma bastasse l'eredità per sentirsi appagati. Non è questo. Mi auguro che i figli di Insigne accadrà, essendo cittadini poi del mondo, anche la moglie, la famiglia, aprendosi quindi ad un pianeta che è completamente diverso dal nostro e che ti introduce dentro una dimensione totalmente più avvolgente, possono vivere una vita non da figli di Insigne. È proprio vero. Antonio, io nel ringraziarti... Sono io che ringrazio te. No, ma per carità, per me è un onore. L'ultimo passaggio, insomma, tu potrai rivedere Mertens, spero magari in occasione di un rinnovo, di una festa, di una bella vittoria, magari di un Napoli che raggiunge degli obiettivi, e tu gli riporterai le mie parole e gli dirai semplicemente un grazie, e glielo dirai in tutte le lingue che lui parla, perché io non posso mai smettere. Lui parla quante lingue? Ne parli molte più di me, però in italiano ancora riesco a esprimermi, nel mio dialetto anche, e 2 parole di inglese l'ho imparate, se no vado su Google. Fiammingo mi viene difficile, però ci provo. Signore e signori, Antonio Giordano, grazie infinite. Quando vuoi, Valerio, un grande abbraccio a te. Grande. E insomma, siamo andati a braccio. Questa era una di quelle interviste lampo, organizzata proprio in 2 minuti. Proprio ho mandato il messaggino: Antonio, ci sei? Sì, ci sono. Vengo, ok. Non mi sono preparato niente, avrei avuto tante altre cose da chiedergli, tante altre sensazioni, ma è stata veramente una chiacchierata che come un giorno vorrei che potesse capitare proprio con Driss. Io veramente non ho più parole per esprimere quello che lui rappresenta, ma anche a livello proprio tangibile. Come ve l'ho detto, rappresenta una risorsa per il Napoli, e il Napoli ci deve pensare bene prima di rinunciare a questo matrimonio.
che secondo me porta punti, ci fa essere più forti e non più deboli con Mertens in squadra oltre che in campo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lasciate like, ma non per me, per Mertens, perché è capace che Antonio glielo gira questo video a Mertens e Mertens vede quanti amici bellini lasciano i like per la mia intervista. Mamma mia, sono ancora emozionato. Vabbè, ne parliamo più tardi live. Chi è arrivato fino alla fine sa che c'è una live oggi. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.